Il buon punto ottenuto dal Cagliari in questo avvio di campionato 2020-2021 è addirittura un punto che forse ci crea un po' di rammarico, visto che è arrivato il gol del vantaggio a 12 minuti alla fine. Il Cagliari però ha superato un grande esame, l'esame Sassuolo, che è una squadra collaudata, per cercare di capire se l'impronta di Di Francesco già si vede. Bene, io direi che proprio si vede, perché con i dettami di Di Francesco il Cagliari è riuscito a neutralizzare il Sassuolo e a fare la partita alla pari della squadra di De Zerbi, che è una squadra certamente che ha maggiore esperienza, che ha maggiore tempo sulle gambe e sul campo per costruire i suoi automatismi. Ha faticato all'inizio la squadra cagliaritana, con Cragno che però ha dato la solita sicurezza, un quarto d'ora in cui si è lasciata l'iniziativa ai padroni di casa in attesa di capire come neutralizzare il possesso di palla. Di Francesco è stato molto bravo, ha creato una sorta di muro sulla tre quarti avversaria quando si avviava l'azione, andando in pressing e non lasciando la tranquillità di sviluppare il gioco fin dalle prime manovre, addirittura recuperando la palla molto spesso. Lo ha fatto con i giocatori che aveva, perché ha dovuto schierare Caligari a titolare e Nandez in una posizione che non è certo la migliore per lui, quella di esterno d'attacco. In attesa di arrivare alla migliore condizione con quelli che sono i giocatori che sono arrivati e con quelli che probabilmente si possono fare arrivare, ecco che Nandez si è sacrificato in un ruolo che è un ruolo dove riesce a dire la sua, ma non come quando gioca da interno. L'interno lo ha invece fatto Caligara, giovane di belle speranze come tanti altri che il Cagliari ha. Lo ha fatto bene per 20 minuti, ma poi ha pagato a sua volta un po' di inesperienza, qualche pallone rubato, qualche esitazione, il gioco non fluido, non veloce da Serie A, insomma, perché la Serie A poi impone anche velocità diverse. Col proseguo della partita la squadra cagliaritana è venuta fuori, ha avuto le sue occasioni, ha avuto occasioni migliori addirittura rispetto al Sassuolo, soprattutto con Simeone sempre molto pungente e con un João Pedro che si è sacrificato per la causa, ha aiutato tantissimo il centrocampo e si è messo a disposizione dell'unica punta. Lo si è visto in particolare al gol. Nel secondo tempo, quando tutto sembrava ormai assestarsi, le mosse degli allenatori hanno tentato di cercare lo scacco al re. Il primo che ha trovato la via della rete è stato proprio il Cagliari con Di Francesco, che ha rimesso Nandez al suo posto, ha inserito Sottil e ha permesso proprio con Nandez di avviare quell'azione con un affondo di 30 metri al giocatore uruguaiano, che ha servito il pallone per João Pedro, che a sua volta ha scartato il cioccolatino che Simeone si è mangiato con un colpo di testa ravvicinato che non ha dato scampo al portiere avversario. Insomma, il Cagliari poteva vincere, la punizione di Boulabia ha rovinato un po' tutto, perché poi con un portiere come Cragno, lo abbiamo visto nelle azioni immediatamente dopo il gol realizzato, puoi riuscire ad arginare qualsiasi tipo di problema. Quella punizione battuta da Boulabia invece ha tolto la possibilità di riuscire a difendere strenuamente il successo, una vittoria di 3 punti che sarebbe stata veramente tanta roba. Deduzione: già il fatto che abbia citato Cragno più volte ci porta a dire che è stato uno dei giocatori più importanti, ma con lui ce ne sono stati altri. Certamente a centrocampo Nandez è sempre molto attivo e finché c'era in campo Rog, più avanti uno João Pedro che lotta per la squadra, che è un uomo squadra, che non è il giocatore che pensa solo per sé. Tutti dettagli significativi che vanno aggiunti a quello che continua a essere l'assassino dell'area di rigore, quel Nizzarito che una volta avevamo battezzato così, e cioè Giovanni Simeone. Anche lui in grande forma, lo si è visto in più occasioni, anche dando filo da torcere a Chiriches. Insomma, il Cagliari ha bisogno di altri uomini, ha bisogno di uomini più esperti, certamente di Calagara e di Tripaldelli, che ha fatto il suo esordio in campo, ma nel frattempo tura le falle, e se arriva così, facendo punti alla fine del mercato, con i colpi che ci aspettiamo, quelli che mancano, probabilmente non partiamo con handicap, ma addirittura riusciamo a mettere in cascina dei punti che ci possono permettere effettivamente di concorrere con le altre.